Pandemia, shock energetico, guerra, inflazione, emergenza climatica, i cosiddetti cigni neri del nostro vivere quotidiano, che in questi ultimi 4 anni si sono resi protagonisti di danni, disagi e cambiamenti. In questo quadro, Confindustria Veneto Est e CGIL, CISL e UIL territoriali per la prima volta hanno stilato il patto per la coesione sociale, la crescita partecipata e diffusa e lo sviluppo sostenibile. Sicuramente dopo quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni è chiaro che sta cambiando il mondo, sta cambiando l'economia, sta cambiando anche il modo di lavorare. Pertanto il ragionamento che si è fatto come Confindustria Veneto Est con le 3 sigle sindacali dei 4 territori che rappresentiamo è quella di provare a vedere ed avere una visione comune, con un approccio che non vuole essere un approccio assolutamente rivendicativo, ma vuole essere un approccio propositivo. Si tratta di un patto economico produttivo e sociale per il territorio che a livello nazionale rappresenta la seconda più grande Confindustria d'Italia. Confindustria Veneto Est è l'espressione di un territorio che è un territorio ricco di iniziativa, di imprenditorialità e vuole contare, vuole dire la sua nel contesto nazionale, perché credo che sia coerente con l'importanza di questo territorio per il Paese. Patto che nei territori di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo promuove la competitività, l'occupazione, sostiene la produttività, i salari, investe sul welfare, formazione, sicurezza e il tema caldo dell'alternanza scuola-lavoro. Quindi è necessario rifinanziare il sistema dell'alternanza scuola-lavoro proprio nell'ottica di questa integrazione, di questa sinergia che deve essere fatta per sviluppare le competenze e la capacità delle imprese di accogliere forza lavoro. Con le parti sociali che sentono la responsabilità sui cambiamenti di lavoro molto repentini, tra grandi opportunità e gravi rischi anche di matrice mafiosa. È evidente che rispetto a questo noi attraverso il patto anche accendiamo una luce e costituiamo in qualche modo un presidio che poi deve trovare evidentemente una traduzione a livello di singole aziende. Obiettivi condivisi che intendono rafforzare la contrattazione di secondo livello. Portare la voce del territorio alle istituzioni non solo locali ma anche nazionali e sovranazionali, anche europee, perché vi sono delle possibilità e noi dobbiamo intercettarle tutte.